problema? Un grandissimo vantaggio che può amministrare abbastanza facilmente in questa seconda manche Alberto Tomba e passare nuovamente in testa alla Coppa del Mondo, però con un punticino soltanto di vantaggio su Zurbriggen. Si mantiene così ancora viva la suspense in questo termine di stagione nella Coppa del Mondo. Già aveva tendenza a stare indietro, anche oggi ha avuto la tendenza a stare indietro, va via molto pulito, non eccessivamente veloce, certamente non al limite delle sue possibilità, quindi va via al 60% tranquillamente oggi. Alto l'intermedio, 93 centesimi di ritardo, 28,87. Siamo sui tempi segnati in precedenza da Benedict e da Frommel. L'avevo detto, 60% della sua possibilità. Vediamo. Il vantaggio accumulato nella prima manche sul giapponese comunque è ampissimo, 1,70, gli basta fare 56,00. Ha rischiato su quel palo, no, lì va bene, lì è andato meglio sulla parte finale, ce la fa. 55,45, 1,52,75 in prima posizione. Tomba 25 punti per la Coppa del Mondo, sorpasso nei confronti di Zurbriggen. Il suo fratello Marco. Ecco l'abbraccio con il fratello, l'ennesima vittoria, l'ennesima in Coppa del Mondo. Sta facendo veramente delle cose sensazionali in questa stagione Alberto Tomba, anche questa volta